2.500 gli imprenditori presenti alla prima assemblea di Confindustria Veneto Est dopo la fusione che si è concretizzata il 1° gennaio di quest'anno. Seconda Confindustria a livello nazionale, 270.000 i collaboratori, 5.000 le imprese per un PIL di 86 miliardi. Confindustria Veneto Est si presenta al Paese, al sistema Paese, con un manifesto dettato proprio dal titolo di questa prima assemblea, ovvero collaborare per agire nel mondo che cambia. Un'assemblea che si è aperta con un minuto di rumore in memoria di Giulia Cecchettin, a cui Confindustria Veneto Est dedicherà anche una borsa di studio con un impegno proprio a colmare il gender gap all'interno delle imprese. Il presidente Destro ha ribadito come le imprese siano un tessuto di coesione sociale molto importante, ma sono arrivati da qui anche chiari messaggi al governo, grande preoccupazione per un possibile rallentamento degli ordinativi in quest'ultimo trimestre 2023. Al governo chiedono di spingere gli industriali sugli investimenti e nel frattempo, come idee motrici, mettono in campo il capitale umano, a cui era stata dedicata, ricordato il presidente Destro, la sua prima assemblea da presidente, lavorare sul lavoro e colmare il gap con la formazione, in particolar modo delle giovani generazioni, e infine il grande problema della casa, dell'housing sociale, con cui oggi sarà firmato un protocollo con la Regione. Ma allora sentiamo proprio il presidente Leopoldo Destro, che ci ha rilasciato un'intervista poco prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Se guardiamo quello che conteneva la manovra è sicuramente poco, il 9% dedicato al mondo dell'industria è sicuramente poco. Noi abbiamo invece bisogno di una politica economica dell'offerta, una politica economica vicino all'industria, forte e concreta. Solleciteremo il Ministro su quelle che secondo noi sono delle necessità impellenti e urgenti in termini di investimenti e quindi di Industry 5.0 da mettere a terra velocemente. Il Ministro parla di 12 miliardi, vorremmo capire bene nei decreti attuativi cosa c'è dentro, però se la direzione è quella di supportare gli investimenti delle imprese nelle 3 transizioni fondamentali, digitale, sostenibile e energetico, per noi è la strada giusta. Bisogna però farlo velocemente perché, torno a dire, non possiamo fermare la crescita, non possiamo fermare gli investimenti.